Buongiorno, ben ritrovati con la prima edizione di Antenna 3 in questo mercoledì 29 di maggio. Avremo molti collegamenti, tanta cronaca, parleremo di sanità, parleremo di economia, torneremo sul caso Benetton naturalmente, ma anche tanta cronaca perché ci sono i minorenni, i ragazzi protagonisti in negativo purtroppo in questo caso di due operazioni condotte dai carabinieri di Treviso e dalle autorità di Porto Gruaro nei confronti di gruppi composti prevalentemente da minorenni che si davano a reati veri e propri. Purtroppo a Treviso tra non molto andremo a sentire la nostra Daniela Sizzia con la denuncia di 5 ragazzini che rapinavano i coetanei di fatto alla fermata del bus fuori dalle scuole, di quello che avevano di griffato, felpe, cinture, insomma quello che c'era. E poi anche a Porto Gruaro perché come ci riferisce l'ANSA stamattina, il commissariato e la stazione Carabinieri di Porto Gruaro hanno notificato complessivamente 6 misure di prevenzione nei confronti di un maggiorenne e 5 minorenni emesse dal questore di Venezia Gaetano Bonaccorso per episodi di bullismo e soprusi ai danni di coetanei. I militari hanno notificato un foglio di via obbligatorio dal comune di Porto Gruaro per 2 anni nei confronti del maggiorenne, 2 avvisi orali destinati a minori in base al decreto Caivano, oltre a 2 divieti di accesso e stazionamento per ragioni di sicurezza in determinati luoghi della durata di 1 anno, sempre in base al medesimo decreto. Il commissariato ha notificato un avviso orale del questore nei confronti di un minorenne residente in un comune del San Donatese, resosi responsabile di fatti accertati dalla polizia ferroviaria di Porto Gruaro. Questo per quanto riguarda il Veneto orientale, la provincia di Venezia, ma allora andiamo a Treviso, sentiamo cosa ha raccolto la nostra Daniela Sizzia insieme a Tommaso Migot nella conferenza stampa dei Carabinieri al comando provinciale di via Cornarotta. Mi trovo al comando dei Carabinieri di Treviso in compagnia del tenente colonnello Antonino De Luca, comandante della compagnia dei Carabinieri di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno. E del luogotenente Gennaro Schirone, comandante della stazione dei Carabinieri di Treviso. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Identificati, denunciati alla Procura dei minori 5 ragazzini dai 13 ai 17 anni responsabili di 2 rapine. Denunciati e identificati, quali rapine hanno commesso? Sono 2 rapine commesse, una il 30 di marzo a Treviso in centro e l'altra sempre in Treviso il 15 di maggio. In un'occasione hanno rapinato un gruppo di 3 ragazzini, tra cui anche 2 ragazze, privandoli di felpe e dei soldi, poche monete che avevano in tasca. Nell'altra occasione a un ragazzino gli hanno tolto le scarpe che indossava. Avete fatto delle perquisizioni nell'abitazione, avete trovato gli abiti che avevano utilizzato per questi colpi? Sì, diciamo che le immagini di videosorveglianza della città di Treviso, insieme alle testimonianze rese sia dalle vittime che da altre persone che hanno avvertito titolo assistito, ci hanno permesso di individuare quelli che erano gli indumenti che utilizzavano i rapinatori, cosa che abbiamo cercato e ritrovato nelle abitazioni ieri durante le perquisizioni. Vittime che sono state aggredite, derubate, rapinate. Dal 1° di gennaio, ci diceva, sono una ventina i giovani che avete denunciato alla Procura dei minori. Un fenomeno che preoccupa, questo? È un fenomeno che sicuramente è in crescita rispetto al passato, che però insieme alla crescita del fenomeno c'è stata anche una crescente risposta da parte delle forze dell'ordine e da parte dei carabinieri, che ci ha portato a identificare da gennaio ad oggi almeno 21 autori di eventi abbastanza gravi come rapine, furti e violenze private, oltre che ricettazione, ma questi ragazzi peraltro, alcuni di loro hanno già commesso più episodi e nell'ordine di 2-3 episodi ciascuno, per cui è un numero abbastanza importante. Preoccupante nella misura in cui i ragazzi purtroppo non si rendono conto di quelle che sono le conseguenze giudiziarie e quello che sarà poi la risposta che inevitabilmente arriverà da parte della Procura per i minorenni, che coordina l'attività investigativa, e non si può escludere il fatto che
arriveranno anche dei provvedimenti cautelari laddove le condotte dovessero essere reiterate e ripetute nel tempo. Ecco, abbiamo detto 5 ragazzini, uno tredicenne, misti, perché sono italiani anche di seconda generazione. Vi ha sorpreso che ci fosse proprio anche un tredicenne in mezzo a questo gruppo? Non è il primo caso in cui individuiamo un tredicenne come compartecipante alla rapina, quindi come corresponsabile, come correo, e talvolta viene utilizzato a loro dire stesso da parte dei vari ragazzi come soggetto che secondo loro li rende immuni dalle responsabilità, perché la responsabilità notoriamente parte dai 14 anni, in realtà così non è, tant'è che la Procura ha condiviso la nostra tesi emettendo un provvedimento di perquisizione anche a carico del tredicenne e di conseguenza anche coloro che sono prossimi ai 14 anni vengono chiamati a rispondere delle loro condotte. Comandante, un'ultima domanda. I genitori, quando vi hanno visto alla porta, che cosa hanno detto, che cosa hanno fatto? I genitori sicuramente si sono dispiaciuti e si sono sorpresi, perché ignari in buona parte dei fatti commessi e contestati ai figli. Ovviamente indagini che continueranno per poi verificare se questo gruppo di 5 minorenni sono artefici di altri colpi, altre rapine ai danni sempre di minorenni, perché le vittime sono ragazzi giovanissimi come loro. Indagini dunque che continuano, fra l'altro c'è pattugliamento a piedi proprio durante insomma, la fine della scuola fino a tardo pomeriggio, proprio per cercare di arginare questo fenomeno. Sì, noi insieme alla stazione di Treviso, che è protagonista nella città, stiamo cercando quotidianamente di aumentare la proiezione e di far sì che i carabinieri siano sempre più presenti e visibili, e nell'essere visibili che garantiscano quindi un controllo più attento nelle aree che da più parte ci vengono segnalate, di cui abbiamo contezza effettivamente che c'è un problema, quale potrebbe essere la zona della MOM, della stazione ferroviaria, così come Piazza Borsa, la zona del PAM, e ogni giorno la stazione di Treviso esprime delle pattuglie a piedi nelle fasce orarie che sono quelle del termine delle attività scolastiche e poi si sviluppano nell'arco della giornata, per cercare di mantenere un controllo sempre più attento e visibile. Grazie comandante, grazie. Così Daniela Sizzia e Tommaso Migot dal comando di Via Cornarotta a Treviso per questa operazione, lo avete sentito, che ha riguardato questo gruppetto di ragazzini, 5 quelli finiti nei guai. Dalla Guardia di Finanza di Venezia arriva un'altra notizia da pochissimo. Militari del comando provinciale nel corso di un servizio di controllo del territorio e contrasto alla criminalità tra Mestre e Marghera hanno sottoposto a un controllo una vettura con un soggetto originario dell'Est Europa, in particolare insospettiti dall'atteggiamento nervoso ed evasivo del conducente, che peraltro era aggravato già da diversi precedenti. La Finanza ha deciso di effettuare una ispezione del veicolo, rinvenendo occultate tra i sedili 3 katane giapponesi, 3 spade di fatto con punte acuminate e lame affilate, rispettivamente pari a 47, 73 e 96 centimetri. Di conseguenza, in assenza di valide ragioni che ne giustificassero la detenzione e il trasporto, sono state sequestrate e il soggetto, un 40enne moldavo, è stato denunciato a piede libero per reato di porto abusivo di armi. Allora, torniamo sul caso sollevato dalla nostra emittente, la scuola trevigiana, la scuola media, in cui un insegnante ha deciso di esentare dallo studio della Divina Commedia di Dante Alighieri 2 studenti non di religione cristiana, evidentemente per non urtare la loro sensibilità. Si è conclusa, così ha fatto sapere il Ministero, l'ispezione nella scuola, e il Ministero stesso ha reso noto che è emersa l'estemporaneità dell'iniziativa della docente, non concordata né con il dirigente scolastico né col consiglio di classe e non coerente con la programmazione che la stessa docente ha presentato relativamente alla sua materia. A fronte di ciò, ha informato il Dicastero di Viale Trastevere, l'ufficio scolastico avvierà un apposito procedimento facendo opportune valutazioni su eventuali provvedimenti disciplinari. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ricordato che in ogni caso non sono ammesse, se non nei casi espressamente previsti dall'ordinamento, deroghe alla programmazione
relativa alla propria disciplina, così ha puntualizzato il ministro stesso in una nota. La cronaca, abbiamo detto, si è consumato un dramma alle prime luci dell'alba a Vigonza, lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia. Una donna è morta cadendo dal cavalcavia di via Prati. Lo vediamo questo anche sul Gazzettino di oggi. La notizia, eccola qua, viene riportata: a perdere la vita nello schianto a terra. Lo vedete, grazie alla regia, una donna di appena 30 anni. Sul posto si è recata la polizia scientifica, pare si sia trattato di un gesto volontario appunto, ma sono ancora in corso i rilievi. La vittima dovrebbe essere originaria del Veneziano ma residente da tempo fuori regione, traffico a rilento e lunghe code naturalmente lungo la 4 dove è stato chiuso il tratto interessato e si stanno appunto terminando i rilievi. Parliamo di truffe agli anziani adesso. Coppia titolare di un'impresa di energia indagata per truffa ai danni di anziani che inconsapevolmente avevano stipulato contratti per la fornitura di energia. Centinaia i coinvolti, 47 hanno sporto denuncia. 47 gli anziani che hanno sporto denuncia, ma sono centinaia quelli che sarebbero stati tratti in inganno dalle telefonate di alcune società di teleselling, vendita telefonica, sottoscrivendo a loro insaputa contratti per la fornitura di energia elettrica, scoprendo quanto avevano fatto solo al momento del ricevimento delle prime bollette. Ha aperto un fascicolo d'indagine la Procura di Padova, che si prepara a chiedere rinvio a giudizio per una coppia di cadoneghe di 57 e 55 anni, soci dell'azienda, tra l'altro tra i main sponsor del Calcio Padova. La coppia, che in questi mesi ha risarcito quasi tutti gli anziani truffati, tanto che la maggior parte ha rimesso la querela, spera in un esito diverso del procedimento. I due hanno a loro volta sporto denuncia nei confronti di alcune agenzie di mediazione specializzate nella ricerca di clienti attraverso gli operatori telefonici. Ed è stato chiuso invece dai carabinieri del NAS di Treviso un asilo nido privato a Fontanelle. I bambini, una decina, sono stati riconsegnati ai rispettivi genitori. Sono emerse una serie di irregolarità. I carabinieri del NAS di Treviso hanno bussato alla porta di un asilo nido di Fontanelle. Si tratta di una struttura privata abusiva che accoglie una decina di piccoli. Il blitz dei militari assieme al personale dell'ULSS 2 è scattato nelle ore scorse, riscontrato una serie di violazioni amministrative contestate al gestore dell'attività. È scattato così il sequestro amministrativo per il mancato possesso di autorizzazione all'esercizio e di attestato di registrazione sanitaria. L'asilo nido per il momento ha dovuto chiudere i battenti. I piccoli che si trovavano all'interno della struttura sono stati consegnati ai rispettivi genitori, tornati a prenderli. È stata anche accertata dagli investigatori l'assenza di requisiti strutturali. Insomma, fanno sapere, spazi stretti e mancate autorizzazioni, ma nessuna situazione di degrado. Combinata una maxi sanzione amministrativa di alcune migliaia di euro. La Procura di Treviso ha chiuso le indagini relative al caso di Casa Zero. Parliamo di super bonus 110% contestate a vario titolo agli 8 indagati le accuse di associazione a delinquere finalizzato alla truffa ai danni dello Stato e ricettazione. A 2 anni dall'inizio dell'inchiesta su Casa Zero, la Procura ha chiuso le indagini. Sono 8 le persone indagate a vario titolo, contestata l'accusa che va dall'associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato per i vertici, fino alla ricettazione di diversi illeciti amministrativi a carico delle società del gruppo. Lo scandalo del super bonus 110% ammonterebbe a circa 50 milioni di euro in crediti fiscali. Quasi 1000 clienti truffati. Gli indagati hanno 20 giorni ora per farsi sentire dal pubblico ministero Massimo De Bortoli, poi probabilmente ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo le indagini degli inquirenti, i clienti sottoscrivevano i contratti di appalto per interventi edilizi ed opere, per le quali erano previste le agevolazioni del super bonus 110%. Gli indagati incassavano i crediti fiscali, ma le opere poi non venivano eseguite affatto o venivano realizzate solo in parte. Poi, secondo l'accusa, avrebbero emesso anche numerose fatture che, contrariamente a quanto sarebbe avvenuto nella realtà, documentavano l'esecuzione dei lavori.
Si sarebbero insomma procurati profitti legittimi ottenuti attraverso le varie società del gruppo di poco più di 49 milioni di euro, conseguenti all'aver incamerato dei crediti d'imposta fittizi. Sono circa 1000 le persone cadute nella trappola. Dalle truffe ai furti che continuano purtroppo nel nostro territorio, andiamo a Vicenza perché la nostra Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina hanno raccolto lo sfogo del titolare di un bar di Caldogno che, pensate, è stato razziato dai ladri per la 10ª volta in 16 anni di attività. Forzata la porta d'ingresso, divelte le grate, asportate monete, sigarette e dolciumi. Andiamo a vedere. Che cosa è successo tra domenica e lunedì? Niente, ci siamo accorti, per modo di dire. Siamo venuti qua, la signora che ci dà una mano al mattino, alle 5:30 mi ha chiamato che non riusciva a aprire la porta d'entrata. Perché non riusciva? Sono venuto qua, io l'ho aperta e abbiamo notato i danni che sono stati fatti nella porta d'entrata e nell'altra porta d'entrata, in tutte e due scardinate e divelte. Che cosa vi hanno portato via? Tutto l'incasso delle slot. E anche le sigarette? Sigarette, dolciumi varie, gomme, caramelle e via dicendo, tutto lì. È la 10ª volta in 16 anni? Sì. È la 10ª volta in 16 anni, esatto. Voi avete anche le telecamere? Quindi. Sì, è stato tutto registrato. Però vedremo adesso, perché è il vaglio dei carabinieri, della polizia locale, se riusciranno in qualche maniera a risalire ai malfattori. Voi siete un po' esasperati da questa situazione? Abbastanza perché tutto sommato noi lavoriamo anche bene, però queste cose qua penalizzano sempre di più chi lavora onestamente. Così dunque il titolare di questo bar nell'intervista raccolta da Luisa Bertini e da Simone Squarcina. Tra l'altro la questura di Vicenza particolarmente penalizzata in tema di organico perché è l'ultima in Italia per numero di agenti assegnati. Non a caso in queste ore si è scatenata anche la bufera politica su questo dato, su questo tema. Ne arriveranno solo 3 a fronte di 22 poliziotti che presto andranno in pensione. Mission sempre più impossible a Vicenza, seminare sicurezza, mancano braccia, mancano divise, c'è carenza di poliziotti. Il capoluogo berico è l'ultimo in Italia per numero di agenti assegnati, ne arrivano appena 3, 1 andrà alla stradale, 2 entrano in un ascensore e avanza ancora spazio, saliranno ai piani nobili e andranno a presentarsi al questore che per garantire, come è accaduto fino ad oggi, sicurezza e ordine pubblico dovrà fare i salti mortali. 3 soli agenti di rinforzo, una notizia che ha scosso le istituzioni. In Consiglio Comunale questa sera a Palazzo Trissino la questione viene affrontata e commentata con il sindaco di Vicenza che anche lui non la prende bene. È un vero e proprio paradosso perché Vicenza meriterebbe di stare in prima fascia, di avere una questura degna della sua provincia, del numero dei suoi abitanti, della complessità del suo territorio e invece non soltanto resta ancora in seconda fascia, ma resta in seconda fascia e viene ulteriormente depotenziata. Chiediamo davvero al governo, è un appello forte quello che facciamo, di assegnare nuovi agenti e di riparare a questo danno che sarebbe gravissimo. È il classico principio del contadino, antico quanto la civiltà. Se non si semina, non si raccoglie. Eppure Vicenza oggi non ha molti agenti che possano seminare sicurezza e ordine pubblico. La questura di Vicenza ha un organico di 201 unità, a cui si aggiungono i 45 del commissariato di Bassano, totale 246, che devono seguire una provincia di 860.000 persone e un capoluogo di 110.000 cittadini, per cui c'è un rapporto di un agente ogni 550 abitanti. E se si considera che una ventina di poliziotti andrà in pensione nel 2024, i conti diventano ancora più salati per la sicurezza e per l'ordine pubblico. Ma il paradosso è che a livello burocratico ci sarebbero addirittura 5 unità in più. Sì, secondo l'ultimo atto organizzativo ci sarebbero 5 unità in più, considerato che loro mettono nel conteggio, nel calderone, anche i dirigenti, il questore, il vicario. Io direi va bene, mandiamo il questore a fare i seggi, a presidiare i seggi, mandiamo il vicario a presidiare i seggi, così almeno recuperiamo un paio di unità.
Non è esente dai furti neanche la Marca trevigiana, con le testimonianze raccolte dalla nostra Francesca Bozza. 6 colpi in una decina di giorni appena in una zona residenziale di Spresiano, e i residenti esasperati ci hanno già detto che vogliono organizzarsi in ronde. Abbiamo deciso tra di noi di provare a fare una ronda alla sera, 10, 10 e mezza, 11, però non è facile perché ci sono i campi adiacenti, quindi loro arrivano dai campi e se ne vanno dai campi. Chi presiederà la zona dal terrazzo di casa, chi approfittando della passeggiata con il proprio cane controllerà eventuali movimenti sospetti per segnalarli tempestivamente alle forze dell'ordine. Si sono organizzati così i residenti di via Lazzaris a Spresiano, colpita 6 volte dai ladri in una decina di giorni. Sono cominciati martedì della scorsa settimana al primo piano e a un nostro caro amico è entrato un signore sui 30 anni, diceva magro, con il berrettino, se l'è trovato in camera. L'uomo è poi scappato dal terrazzo. Quella sera stessa, un quarto d'ora più tardi, intorno alle 22:30, altro furto in un condominio della stessa via. Al secondo piano si arrampicano per i tubi del gas. Sabato sera ne hanno fatti altri 4. Domenica sera un altro, sempre al primo piano. In un appartamento hanno forzato la porta finestra del bagno con un piede di porco. Quando la proprietaria è rientrata ha trovato la casa a soqquadro, spariti soldi e gioielli. A favorire i movimenti dei ladri la presenza tutto intorno di campi. In alcuni punti è possibile vedere l'erba calpestata, segno del passaggio di qualcuno. So che la signora qui di fianco sono venuti, è al terzo piano. Ho sentito solo che hanno portato via, hanno visitato alcuni appartamenti. Come si vive? Malissimo. Malissimo, c'è chi ha il cane dentro casa, parlo per me, però hai moltissima paura che facciano qualcosa al cane. Poi non ti aspetti che una persona arrivi dal terrazzino. In questi giorni colpi segnalati anche in via Corazzin, via Falcone, via Gioberti. Spero non si arrivi alle ronde organizzate dai cittadini. Invito tutti a denunciare tempestivamente alle forze dell'ordine i furti subiti, ma anche movimenti sospetti, dice il sindaco Marco Della Pietra. Adesso con i carabinieri e anche con la polizia locale stiamo organizzando di sorvegliare la zona di più. Credo che comunque un po' dappertutto vi sia ciclicamente un certo tipo di attività. E poi ci sono i controlli su strada, perché sapete proprio di queste ore la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del discusso decreto interministeriale sugli autovelox. Trevigiani soddisfatti, ma a preoccupare le amministrazioni saranno i ricorsi rispetto alle multe ricevute nei mesi prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione. In soli 2 mesi, pensate, lungo la tangenziale di Treviso sono state comminate più di 1000 sanzioni. Un passo in avanti, ma non quel passo che servirebbe. Serve più un presidio anche delle strade. Mancano evidentemente i vigili che potrebbero fare un lavoro sostituendosi alle macchine, perché tutto sommato potrebbero anche fare qualche altro controllo. Penso che sia una legge finalmente giusta per tutti quanti, in particolar modo non per far cassa, ma bensì per far sì che questi autovelox siano messi sulle posizioni dove c'è pericolo sulla strada. Si spera sempre che la gente corra piano, perché io lavoro su un posto dove arrivano massacrati. Penso che sia corretto che intanto ci sia una regolamentazione riguardo l'omologazione degli autovelox e anche che siano ben segnalati, che ci sia proprio un regolamento chiaro e definito, che non ci siano interpretazioni. Piacciono ai trevigiani le nuove direttive sugli autovelox contenute nel decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore a partire dal 12 giugno. Tra i nodi che il decreto scioglie quello sul superamento della differenza tra autorizzazione e omologazione degli stessi, ora equiparate. Potremo continuare ad utilizzare i nostri autovelox nella tangenziale, che hanno come unico scopo quello di garantire la sicurezza stradale e di limitare la velocità dei cittadini. Abbiamo visto in questi mesi che il numero di automobilisti che non rispetta i limiti è ancora un numero troppo elevato. Devo dire che quegli autovelox sono ben visibili e posizionati sempre nella stessa posizione. Multe che sono autovelox attivi, e ovviamente questi verranno recapitate nel momento in cui verrà fatta chiarezza da un punto di vista normativo, quindi attendiamo le prossime settimane. Sono infatti ben più di 1 migliaio le multe fatte negli ultimi 2 mesi lungo la tangenziale di Treviso, nonostante la sentenza della Corte di Cassazione
contestazione avesse messo in dubbio la loro legittimità. Sanzioni raccolte dalla polizia locale che al momento dell'entrata in vigore del regolamento sugli autovelox verranno debitamente sbloccate e consegnate ai trasgressori. Ma la questione non è destinata a finire qui. A creare timore nelle amministrazioni, infatti, saranno gli eventuali ricorsi. Più che la mancanza di introiti è il problema delle cause che magari verranno fatte ai comuni. Quello sì, perché oltre a un esborso economico ci sarà anche una perdita di tempo notevole. E c'è il personale per seguire tutte queste cause? Assolutamente no. C'è anche questo problema evidentemente. Allora abbiamo aperto questa nostra prima edizione, ringrazio tra l'altro in regia Antonio Esposito e Renato Capoia, abbiamo aperta parlando di giovani che si mettono nei guai non solo con atti di bullismo ma con veri e propri reati penali. Parla l'autista ai nostri microfoni della CTV di Noale che è stato pestato proprio dal branco. Ho pensato mi volessero uccidere, era una furia d'arancia meccanica, ha raccontato ai nostri microfoni. Ho avuto paura che fossero armati di armi da taglio e che continuassero. Quando dice che la insultavano, che cosa le dicevano? Figlio di Finocchio, ti spacchiamo la bocca, ti tagliamo la testa. Ha pensato l'avrebbero pure ucciso, la furia del branco sembrava inarrestabile, ci racconta commosso l'autista CTV di 52 anni di Salzano della linea 5E, violentemente pestato dal branco dei 10 all'alba di domenica scorsa. Ho avuto paura che dopo i pugni tirassero fuori un'arma da taglio e mi colpissero con quella. L'ematoma all'occhio sinistro con il trauma dei capillari scoppiati dopo il violento pestaggio subito dal branco e così per le lesioni con tagli e lividi tutto attorno ai lati del labbro sinistro, spaccato in più punti dalla brutale aggressione, le uniche parti visibili che ci permette di riprendere nel corso di questa toccante intervista. Il perché è lui stesso a dirlo. C'è da avere paura. C'è andare a lavorare con la paura di venire aggrediti così, meglio fare un altro lavoro. Ma facciamo un passo indietro, sono le 4:40 di domenica 26 maggio, giorno dell'agguato. Ho vissuto scene da arancia meccanica, i ragazzini saliti sul bus, di cui uno pure a torso nudo, erano già visibilmente strafatti, tra loro anche una coppia di amiche che però non ha preso parte al pestaggio. Ho pensato mi volessero uccidere, racconta l'autista visibilmente teso. Si presentavano già alterati e arrivavano probabilmente dalla discoteca che ce l'hanno Ale, come altre domeniche mattine che sono successe anni scorsi, prendevano la prima corsa per ritornare a Mestre o a Venezia. Lui, grande e grosso come un gigante buono, fortunatamente non ha mai reagito. Sono saliti con il pretesto di volere il mio cellulare, che io non ho voluto dare perché non l'avrei più rivisto, ho pensato non avrei più rivisto il cellulare. All'inizio hanno iniziato a insultarmi, io dopo hanno aspettato che io ripartissi con l'autobus, hanno sfondato il cancelletto che separa l'autista dai passeggeri e mi hanno colpito al volto, subito. La 5 è di domenica mattina, tratta che da Noale porta a Venezia, molto pericolosa a detta di diversi autisti e CTV che oggi inviano la loro solidarietà al collega aggredito. Io quella corsa lì ho fatto tanto tempo fa. Io ho deciso di non fare mai più quella corsa là perché lo so che è una cosa tremenda. Ci sono tutti i ragazzi che escono e io mi sono c***ato addosso fino a Venezia. Questa lo avete sentito, la situazione, e per il ponte del 2 giugno a Jesolo è scattato, chiamiamolo così, l'allarme Maranza. Il sindaco De Zotti avverte, troveranno tolleranza zero, chi viene a Jesolo deve sapere subito che in questa città si viene per divertirsi senza eccessi e nel rispetto delle regole. Non faremo sconti e per questo sono in vigore misure severe appositamente volute. I Maranza, secondo l'Accademia della Crusca, sono ragazzi appartenenti a gruppi di giovani che ostentano atteggiamenti da strada, particolari gusti musicali, capi d'abbigliamento, accessori appariscenti, un linguaggio spesso volgare. In altri casi il termine si usa anche per indicare gruppi più pericolosi come quelli che organizzano tour alcolici e sfide estreme da postare, da pubblicare poi sui social come TikTok.
Allora, prima di andare al prossimo servizio vi leggo un'agenzia, perché c'è un imprenditore veronese che è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Bardolino con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Le verifiche dei finanzieri hanno consentito di individuare 4 società, di cui 3 attive nel settore dell'edilizia e un hotel a Malcesine, tutti riconducibili all'indagato, le quali tra novembre 2020 e aprile 2021 hanno maturato e ceduto crediti d'imposta per diversi milioni di euro del bonus facciate con soggetti che erano evasori totali. Parliamo di 30 società coinvolte, anche 30 altre società coinvolte, con una maxi frode fiscale in termini di lavori mai eseguiti. Purtroppo l'ennesimo episodio di questo tipo. Invece da Borgorico nel Padovano ci viene la notizia di un intervento d'urgenza dei carabinieri che sono riusciti a salvare la vita a un automobilista colto da malore. Salvataggio in extremis per i carabinieri di Campodarsego che via Desman a Borgorico hanno soccorso un automobilista colto da malore. L'equipaggio, impegnato in un controllo del territorio, all'improvviso ha notato un'autovettura che procedeva con andamento incerto e zizzagando pericolosamente. La pattuglia ha raggiunto l'auto che aveva accostato a bordo strada e in pochi secondi ha capito la gravità della situazione. L'autista, un 53enne trevigiano, era già in stato di semi-incoscienza. I carabinieri hanno allertato il SOM 118 e l'uomo è stato portato in ospedale a Padova, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. L'economia adesso, perché ieri si è svolto a Ponzano Veneto il CDA del gruppo Benetton, si apre una nuova stagione, un CDA dello strappo che ha dato l'ok al bilancio 2023 con perdite certificate per 230 milioni di euro. In attesa dell'assemblea del prossimo 18 giugno, fonti vicino alla famiglia fanno il nome del nuovo amministratore delegato, che sarebbe Claudio Sforza. No. Niente proprio. Grazie. Sulla CDA di oggi pomeriggio, quali sono le vostre aspettative? No, grazie. La giornata più lunga per il gruppo Benetton si legge nei volti tesi dei dipendenti. A Villa Minelli l'atmosfera sembra immobile, mentre all'interno si consuma il CDA dello strappo, quello che segna di fatto l'addio del patron e paron Luciano Benetton, il grande accusatore del management, nonostante fonti interne riferiscano di toni cordiali dopo i veleni del fine settimana. Cosa sia successo nel dettaglio nell'iconica villa settecentesca lo sanno solo i diretti protagonisti, mentre sono certi i numeri, quelli del bilancio 2023, 1 miliardo e 89 milioni di euro di fatturato, con un EBIT in rosso di 113 e perdita netta da 230 milioni, comprese svalutazioni varie per 150. Insomma, conti in rosso, ma che sono stati comunque approvati in modo unanime, anche perché Edizione, la società cassaforte della famiglia Benetton, guidata da Alessandro, si è impegnata a stanziare da qui ai prossimi anni 260 milioni di euro, dopo averne iniettati 350 negli ultimi esercizi. Tutt'altro che un dettaglio, così come non è un dettaglio l'imminente arrivo di un nuovo amministratore delegato. Sarà Claudio Sforza a prendere il posto di Massimo Renon, l'uomo della montagna, così l'aveva definito lo stesso Luciano Benetton. Sforza, un passato in Poste, Wind, Ansaldi, ha una solida esperienza in ambito industriale e finanziario. Sarà lui a dover traghettare il gruppo nella fase della ristrutturazione, le cui ricadute sono tutte da valutare, a partire dagli stabilimenti trevigiani del gruppo, oltre 1100 dipendenti. Sono notizie rincuoranti? Non mica tanto, che ho un figlio che lavora alla Benetton. C'è sempre qualche dubbio. No, speriamo bene, dai. È un legame indissolubile, perché essendo nati qui sia i Benetton che tutto il resto, è chiaro che i ponzanesi, di cui faccio parte oggi anch'io, sono preoccupati, giustamente. Caso Benetton che a Ponzano diventa anche tema di dibattito elettorale, con il candidato sindaco civico di area centrosinistra pronto a lanciare un tavolo urgente. Non c'è solo Ponzano, c'è anche Villobro, ma ci sono anche tanti territori del nostro contesto i cui cittadini lavorano in questa azienda, quindi è un tema da affrontare in modo collettivo. Noi sosteniamo che bisogna fare rete su tutti i fronti con tutte le forze che sono sul nostro territorio.
Questa dunque è la situazione in Benetton. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo con molti altri collegamenti. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione di Antenna 3 in questa giornata in cui c'è parecchia cronaca, molti giovanissimi, lo avete sentito, protagonisti dei fatti che vi abbiamo raccontato. Più tardi ci collegheremo con Ilaria Marchiori che è all'apertura del Salone Nautico e con gli altri colleghi che sono nel territorio da Padova a Bassano. Adesso andiamo proprio a Padova dove c'è stato un consiglio comunale fiume e dai toni accesi per la delibera per la realizzazione del nuovo hub logistico ALI che sta facendo molto discutere. L'esito della votazione è il seguente: favorevoli, chiudo la votazione, favorevoli 17, contrari nessuno, astenuti nessuno, non votanti 3, assenti 13, la proposta è approvata. Il risultato alla fine è stato ottenuto, ma la maggioranza ne esce acciaccata. Dopo una seduta a fiume del Consiglio Comunale è stata approvata la delibera che consentirà al gruppo ALI di poter realizzare l'hub a Granze di Camin in via Svezia. 15 voti a favore, 12 contrari, 5 astenuti. Il nuovo polo logistico della catena di supermercati padovana però spacca un pezzo di maggioranza, 5 i voti contrari, quelle delle due consigliere di coalizione civica Marta Nalina e Chiara Gallani, quella della consigliera della PD Anna Barzon e dei consiglieri Valentina Battistella e Luigi Tarzia della lista Giordani. Dopo una lunga discussione la minoranza vede il voto contrario del gruppo di Fratelli d'Italia, della Lega e dei consiglieri Ludovico Mazzarolli ed Emanuel Bianzale. Astenuti Alessandro Tognon del PD, mentre sono andati via prima della votazione i consiglieri di opposizione Francesco Peghin, Davide Meneghini, Carlo Roberto Moneta e Roberto Cruciato. Il progetto dunque prevede come compensazione ambientale per la realizzazione dell'hub la realizzazione di un grande parco pubblico all'ex caserma Romagnoli. L'area interessata dall'intervento era indicata dalle pianificazioni urbanistiche Patte e Pati come area di potenziale espansione della zona industriale in considerazione della scelta di rendere la zona industriale di Padova polo di rango provinciale e bloccare la proliferazione di piccole aree industriali e artigianali nel resto della provincia. Ha commentato in una nota l'assessore al commercio Antonio Bressa. L'area depavimentata della Romagnoli sarà invece di circa 9 ettari. Questa dunque la cronaca riassunta dalla nostra Valentina Visentina. Andiamo a sentire le reazioni politiche dunque al voto sulla delibera per l'hub ALI. La vicenda dell'hub ALI ha diviso trasversalmente le diverse anime del Consiglio Comunale padovano. Il Partito Democratico Cittadino, dopo settimane di discussione interna, ha trovato la sintesi votando quasi all'unanimità la delibera, ad eccezione della consigliera Anna Barzon. Queste le motivazioni del voto dei Dem. Insieme abbiamo voluto anche specificare una richiesta, un impegno sul fronte del lavoro, chiedendo contratti stabili, giusti e che permettano ai lavoratori di avere diritti a un equo compenso, soprattutto in un settore come quello della logistica e della distribuzione molto delicati. Non da ultimo l'aspetto del territorio di Granze e Camin che richiederà degli interventi di mitigazione ambientale e su questo abbiamo voluto aprire un ragionamento sull'intera evoluzione della zona industriale. La mancanza di una proposta di interventi di mitigazione ambientale per la zona di Camin e Granze è stato il motivo del voto contrario del consigliere di maggioranza della lista Giordani, Luigi Tarzia. Io personalmente penso che il contributo straordinario debba essere investito a compensazione per la gente di Granze e di Camin e soprattutto vada investito nella parte est, nel quadrante est della città, anche perché lì ci sarà il futuro della città, lì c'è l'inceneritore, ci sarà il nuovo polo sanitario. Tarzia non uscirà dalla maggioranza dopo il voto contrario, così come restano in maggioranza anche le consigliere di coalizione civica Marta Nalina e Chiara Gallani, anche loro contrarie alla delibera dell'hub ALI. Era una delibera appunto non agganciata al nostro programma, come si possono portare delle proposte, e quindi da mesi abbiamo sottolineato, non solo coalizione civica, come su questo punto ci si dovesse fermare a riflettere, perché non era un provvedimento in linea con i nostri principi, con la salvaguardia del territorio. L'opposizione contesta la spaccatura della maggioranza. Per far passare questa delibera la maggioranza ha dovuto trovare un escamotage, cioè legare questa delibera all'acquisizione del parco, anzi della caserma ex Romagnoli, per fare un parco spendendo oltre 5 milioni e mezzo di euro senza però avere i costi delle bonifiche.
In una nota ufficiale il sindaco Sergio Giordani chiude la lunga notte politica così: il Consiglio nella sua libertà ieri si è espresso e penso sia una sintesi molto positiva e avanzata che ha cercato di favorire lavorando per accogliere quante più possibili delle idee, progettualità e concrete modifiche giunte anche da chi legittimamente aveva critiche. La decisione porta con sé 3 milioni di compensazioni ambientali per Granze e Camin e 5 milioni e mezzo per il parco nell'area dell'ex caserma Romagnoli, ha concluso il sindaco. Restiamo a Padova, ma ci spostiamo in diretta in pediatria dove c'è la nostra Valentina Visentin, perché c'è un allarme per tosse, no Valentina? Casi che si moltiplicano e i medici invitano le famiglie con bimbi piccoli a fare attenzione. A te la linea. Sì, buongiorno Lina, noi siamo nella pediatria di Padova, un allarme, quello della pertosse, che coinvolge l'Europa e ovviamente purtroppo è arrivato anche qui in Veneto e a Padova. I dati sono della pediatria, che è il riferimento regionale per le patologie più serie, e già da inizio anno qui nella terapia intensiva della pediatria di Padova ci sono stati 20 bambini molto piccoli, parliamo di neonati, ricoverati con la pertosse, una malattia che sembrava scomparsa fino a qualche anno fa, che però è ritornata provocata da un calo delle vaccinazioni. 250 i tamponi già risultati positivi da inizio anno. Dicevamo che la pertosse è particolarmente pericolosa se viene contratta nei primi mesi di vita. Il primo richiamo della vaccinazione è previsto a 3 mesi e quindi l'appello che fanno i pediatri non è solo della vaccinazione per i neonati, ma anche per le donne in gravidanza. Ci spiega tutto il professor Eugenio Baraldi della pediatria di Padova. Poi Lina torniamo perché vi mostriamo anche un altro aspetto della pediatria molto più giocoso. Intanto sentiamo il professor Baraldi e poi vi riaspettiamo qui con una sorpresa. È una nuova emergenza effettivamente, perché interessa tutta l'Europa. In Europa ci sono stati 19 casi di decesso. In Italia ci sono stati più di 100 ricoveri e purtroppo 3 bambini deceduti. Qui da noi nella zona padovana da gennaio abbiamo avuto 20 casi, fortunatamente non ci sono stati casi gravi, però è un fenomeno che attualmente è fuori controllo, e questo è sicuramente legato al fatto che le vaccinazioni per la pertosse si sono nettamente ridotte. Quando è stata introdotta la vaccinazione per la pertosse era praticamente sparita, poi un po' alla volta i tassi di vaccinazione sono ridotti e adesso ci troviamo in questa situazione. La pertosse è particolarmente pericolosa nei bambini molto piccoli, al di sotto degli 8-6 mesi, e qui si crea un problema. E quindi qual è la cosa della quale le mamme devono essere informate? Allora, la vaccinazione abituale viene fatta ai 3 mesi, però i bambini che hanno 1 mese, 2 mesi non sono coperti, quindi sarebbe molto importante incentivare la vaccinazione negli ultimi 3-4 mesi di gravidanza, e questa viene fatta per l'influenza, la pertosse, e anche c'è la possibilità di farla per il virus respiratorio sinciziale che dà la bronchiolite. Qui da noi questa strategia non è molto seguita, nei paesi del nord Europa invece lo è molto di più, quindi è importante che informare di questa possibilità, perché se si vaccina la mamma negli ultimi 3 mesi di gravidanza, questa trasmette gli anticorpi al bambino appena nato, che quindi è già protetto. Tantissimi tamponi risultati positivi alla pertosse, e quali sono i sintomi e i campanelli d'allarme per i genitori? Ma la pertosse è una malattia che conosciamo da sempre, ha una fase iniziale che può durare 2 settimane in cui c'è una tosse catarrale non particolarmente importante, poi comincia la fase molto impegnativa che viene chiamata tosse parossistica, perché è una tosse veramente impegnativa che mette a prova la salute di chi è affetto da questa malattia infettiva, e questa tosse si caratterizza soprattutto di notte. Alla fine della tosse incessante per minuti e minuti c'è anche un urlo inspiratorio, e questo è un sintomo tipicissimo di questa infezione. Il problema è che questa dura tante settimane, può durare 3, 4, 5 settimane, quindi molto impegnativa per chi ce l'ha, per la famiglia, per i bambini.
L'appello in chiusura, professore, lo rinnoviamo, è quello alla vaccinazione. Senza dubbio la vaccinazione che conosciamo da sempre è quella ai bambini, quella che viene fatta ai 3 mesi, ma questa possibilità di fare la vaccinazione alla mamma negli ultimi 3 mesi di gravidanza. Ed eccoci di nuovo in diretta, Lina, vi mostriamo, siamo in compagnia di Dodi, che è lui, lei è Stella e poi c'è Chico, che è il pony più grande, perché siamo in pediatria e non si deve parlare anche di benessere, anche e soprattutto di benessere dei piccoli pazienti ricoverati e oggi c'è un'occasione particolare, l'arrivo finalmente di questi 3 bellissimi pony per allietare i bambini ricoverati. È un'iniziativa che è stata portata avanti dall'Associazione Gioco e Benessere della Pediatria di Padova e qui con me c'è il presidente, il dottor Carlo Moretti, pediatra, che ci spiega quanto questa iniziativa è stata voluta e soprattutto quanto bene può fare ai bambini che sono ricoverati. Ma l'esperienza è stata tanto desiderata, non siamo stati molto aiutati dal tempo in queste settimane, ma con la determinazione dei volontari della FISE che sono qui presenti quest'oggi, finalmente è la festa per i nostri bambini e anche per questi cavallini che oggi sono qui per mostrare quello che sono capaci di fare e per far, come dire, dare un'altra bella botta di vita ai nostri bambini. Le attività promosse dall'Associazione Gioco e Benessere sono tutte volte a promuovere la parte sana del bambino in ospedale. Vuol dire che al di là della malattia un bambino deve poter in ospedale fare esperienze belle che gli ridiano il senso di essere un bambino bravo, un bambino forte, un bambino che può vincere la sua malattia. E forse posso anche dire una cosa, qui a fianco a me c'è Consuelo che vedete ha la divisa della FISE, dei volontari della FISE, c'è anche la sua mamma che è lì assieme a Chico, al cavallo più grande dei 3 e Consuelo tanti anni fa è stata per molto tempo qua in ospedale ricoverata per il suo stato di salute e oggi è invece qui in una veste diversa, una veste di chi ha saputo combattere una battaglia, di chi ha sofferto anche tanto come lei e anche la sua mamma, ma che proprio perché adesso sta un po' meglio ha voluto portare questo sorriso di speranza a tutti quanti i nostri bambini e quindi questo credo che sia il miglior augurio di successo per l'attività di oggi, che forse dovremmo chiedere alle nostre educatrici in che cosa consisterà. Allora, intanto con la bellissima storia di Consuelo che è tornata questa volta da protagonista per dare gioia ai bambini, ci sono le educatrici dell'Associazione Gioco Benessere. Che attività verranno fatte oggi? Allora, all'inizio del pomeriggio ci sarà un piccolo percorso da parte dei pony che verrà poi replicato anche dai bambini, quindi un modo anche per giocare e partecipare con loro. E poi ci sarà una coreografia fatta dai ragazzi in cui i nostri bambini potranno appunto vedere e divertirsi con loro. Per motivi di sicurezza sanitaria i bambini non potranno toccare i cavalli ma potranno godere delle loro esibizioni. Assolutamente, infatti proprio il fatto di farli giocare e interagire anche a distanza è un modo un po' per sopperire il fatto che non possano toccarsi. Attore coprotagonista di questa iniziativa è Claudio Maniero della FISE Veneto che con questo gruppo è riuscito a portare i cavalli. I cavalli oggi non si possono toccare, ma se si arriva in un maneggio della FISE invece c'è una grande interazione con i cavalli. Certo che sì, noi siamo qua a nome della FISE e vi porto il saluto della Clara Campese, la nostra presidente, che purtroppo per impegni istituzionali oggi non è qui presente in questo momento, però arriva un po' più tardi. Come hai detto, oggi non facciamo toccare i cavalli, i pony e i bambini per motivi anche di salute. Però con i maneggi della federazione siamo tutti pronti ad ospitare i bambini che i genitori vogliono portare a fare un giro a cavallo, a vedere i cavalli, a carezzarli. Allora in quel contesto là lo facciamo fare, quindi la FISE è a disposizione. Siccome purtroppo sappiamo che qui a Padova i bambini che sono ricoverati o che passano per la pediatria non sono solo di Padova ma da tutto il mondo fra poco, quindi in qualsiasi centro della FISE italiana questi bambini possono trovare un'accoglienza, un aiuto, un momento di gioia, diciamo. E allora Lina, con Stella che è qui vicino a me con questa bellissima immagine io vi saluto dalla pediatria di Padova, restituisco la linea allo studio.
Grazie Valentina, grazie ai tuoi ospiti, grazie al nostro Federico Cibotto per la parte tecnica. Ricordo che proprio per cercare nuove leve per l'ambito sanitario ieri è partita la prima sessione dei test per l'accesso a medicina, test che permetteranno in un futuro non troppo remoto, visto che la legge ormai è in Parlamento, di accedere a tutti quelli che passeranno, perché si supererà il tema del numero chiuso. Alle 13 si sono chiuse le porte delle aule del complesso Vallisneri a Padova per permettere ai più di 3.000 aspiranti medici di sostenere i test di ammissione per l'anno accademico 2024-2025. Un test che potrebbe essere l'ultimo, vista la discussione in Parlamento per abolirlo. Quella che non può essere sicuramente eliminata però è la programmazione. Le scelte di oggi hanno ripercussioni sul futuro, a 10 anni. Quello che è complicato in questo ambito è che la formazione di un medico dura 11 anni e questo fa sì che le scelte di oggi avranno dei frutti tra 11 anni. Quindi ci vuole una programmazione molto attenta, molto accurata e che prevede anche il futuro, che sappiamo essere sempre quella la variabile meno controllabile. E quindi quello che vediamo oggi sono scelte di 11 anni fa, chi finisce la scuola di specialità adesso. E quindi c'è questo problema, la programmazione deve essere fatta, per mia opinione, e deve essere fatta molto bene. 564 posti totali da assegnare tra Padova e Treviso, 100 minuti per rispondere a 60 domande estratte da una banca dati che ne conteneva almeno 7.000. 3.500 erano a disposizione degli studenti. Però il fatto di avere 3.500 domande, impararsi la memoria, uno anche non riesce, anche perché sul bando c'è scritto almeno 3.500, quindi ce ne sono tante altre che uno si impara a memoria quelle, ma e le altre come fa? Comunque ci deve essere uno studio pregresso che comunque comporta tempo. E qual è la materia che vi preoccupa maggiormente delle sezioni presenti? Per me è chimica, matematica e fisica. Importante è indirizzare fin dalle superiori i ragazzi con percorsi di formazione per cercare di orientarli nel giusto modo di scegliere. Il test resta uno strumento valido però per il presidente del corso di laurea in medicina. I laureati in medicina hanno un tasso di abbandono del corso di studi praticamente pari a 0. E noi nella sessione estiva, cioè al termine del corso di studi di 6 anni, laureiamo più del 50% degli studenti iscritti, è la prima occasione. Questo ci dice che il sistema seleziona studenti molto efficaci nel loro percorso di studi, molto quindi preparati e in grado di completare in tempi rapidissimi il percorso di formazione. Così dunque alla prima sessione di test. Noi andiamo subito in diretta invece da Venezia per l'inaugurazione del 5° Salone Nautico. Vedo quasi pronta la nostra Ilaria Marchiori, vediamo se mi sente. Ilaria, eccoci in diretta, vedo come ospite Matteo Zoppas. Ilaria. Non mi sente evidentemente. Ilaria, sei in onda, se mi senti? Direi di no per il momento. Sì. Ecco, forse eccoci qua. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui all'Arsenale di Venezia per l'inaugurazione della 5ª edizione del Salone Nautico. Insieme a noi c'è il presidente di ICE Matteo Zoppas, per chi non lo sapesse è l'Agenzia per la promozione delle imprese italiane. Allora, innanzitutto ci aspettavamo questa giornata, siamo stati fortunati perché anche baciati dal sole, ma siamo qui per valorizzare sia l'importanza del settore nautico del nostro territorio, ma anche con uno sguardo a livello internazionale e nazionale. Sì, difatti siamo l'agenzia della promozione all'estero proprio del Made in Italy. Questa è una vetrina molto importante perché sposa un prodotto sicuramente soprattutto di lusso, è un prodotto tecnologicamente molto avanzato con una città che è adatta e ideale ad ospitare questo tipo di prodotto, questo tipo di imbarcazioni. Qua noi portiamo circa 40 operatori, sono quei dealer, quegli acquirenti, quelli che possono fare la differenza soprattutto per le piccole e medie imprese che vogliono cimentarsi, che si stanno cimentando in questo settore, ma non solo, portiamo naturalmente anche degli stakeholder, dei giornalisti, degli influencer e creiamo quelle condizioni che anche per le grandi imbarcazioni possono essere utili. Qui
oggi stiamo alla quinta edizione, il sindaco Brugnaro ci tiene molto, il presidente Zaia abbiamo sentito ci tiene molto, è stato qui anche il presidente Antonio Tajani che naturalmente sta spingendo molto in questo comparto. Ricordiamo che questo comparto tocca come esportazioni 9 miliardi e 100 milioni, praticamente di questi la metà sono nautica e cantieristica e il resto è di porto, imbarcazioni da diporto, ed è chiaro che in un contesto di 625 miliardi di euro di esportazioni totali sembra un piccolo numero, ma quello che deve saltare all'orecchio è sicuramente che il 50% delle imbarcazioni sopra i 24 metri del mondo sono prodotte in Italia, quindi questo certifica quello che noi valiamo come valore strategico soprattutto nel lusso, perché questi sono prodotti che si caratterizzano naturalmente per il lusso in tutto il comparto mondiale, e questo non riguarda solo la produzione delle imbarcazioni ma anche di tutta la filiera tecnologica, e quello che sta succedendo è che c'è una forte conversione al funzionale e soprattutto alla sostenibilità di questi prodotti. Ecco, infatti proprio importante evidenziare come sempre di più anche il Salone Nautico di Venezia abbia un occhio di riguardo proprio per quella che è la tematica della sostenibilità. Sì, la sostenibilità ricordiamoci che non si fa al Salone, la sostenibilità si fa all'inizio quando si comincia a progettare un'imbarcazione e un prodotto e attraversa tutta la filiera, per cui è una sostenibilità di prodotto, di processo, di materie prime, di componentistica e naturalmente poi alla fine anche del consumo di fatto delle imbarcazioni. Oggi si prediligono molto le imbarcazioni diciamo con un rapporto consumo di CO2 rispetto alla velocità ideale, c'è sempre più questa attenzione, ma non solo, si cominciano a vedere delle imbarcazioni o dei clienti che vogliono delle imbarcazioni che siano naturalmente più efficaci, più efficienti, si sta guardando molto alla comodità, quindi l'antirollio per fare un esempio, alla digitalizzazione, le interconnessioni digitali e tutte queste cose. Oggi qua vediamo comunque un salone, ripeto, che è alla sua quinta edizione, l'ambizione credo che sia quella di far diventare questo salone un punto di riferimento internazionale non solo per la piccola e media imbarcazione ma anche per i super yacht, perché abbiamo un bacino di San Marco che è diciamo un luogo ideale per ospitare sia i super yacht che vogliono ormeggiare per essere visti, ma soprattutto anche quel turismo benestante che si può permettere queste imbarcazioni, che può beneficiare anche delle infrastrutture recettive di Venezia che sono a questa altezza, e ricordiamo anche che Venezia è centrale dal punto di vista logistico perché è raggiunta da ferrovie, autostrade, dal mare, dall'aeroporto, insomma da tutto. È un luogo ideale per continuare a far crescere questa manifestazione. Certo, ringraziamo il presidente, dice Matteo Zoppas. Io qui dall'Arsenale restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie al presidente Zoppas e al nostro Sandro Ponchio per la parte tecnica. Vediamo dalla regia se siamo in grado, eccoli qua, di collegarci subito da Cittadella con un'altra collega, Vanessa Banzato, che è sul posto con Alessandro Costacurta, perché c'è un presidio in corso dei sindacati, la CGIL. Il tema è sempre quello, purtroppo, le assunzioni, le carenze di organico in sanità, e abbiamo visto tante mobilitazioni, Vanessa, in queste settimane. Sì, infatti, ciao Lina, buongiorno a te Lina e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Presidio proprio davanti all'ospedale di Cittadella. Vedete alcuni striscioni, il tempo sta scadendo, assumere subito, assunzioni subito, graduatorie, OS, azienda zero. Insomma, un presidio per lanciare un chiaro messaggio alla Regione Veneto perché vengano assunte più persone, soprattutto nell'ambito OS. Con me Marica Damiani, che è la referente della CGIL Padova Funzione Pubblica. Damiani, com'è la situazione? La situazione è che adesso hanno chiamato a fine maggio hanno chiamato 156 operatori sociosanitari dei 500 in graduatoria, ne mancano 344 e noi abbiamo chiesto alla Regione Veneto una proroga di questa graduatoria che scadrà a luglio, e come ha fatto la Regione Toscana. Se così non fosse, chiediamo che ci sia un'assunzione con la programmazione delle cessazioni da qui al 31/12 proprio di tutti gli operatori, perché c'è una forte carenza di organico e noi chiediamo che gli operatori che hanno fatto il concorso vengano assunti tutti perché la necessità c'è.
Anche perché se non venissero assunte queste persone andrebbe veramente a rimetterci l'intero comparto. Assolutamente sì, c'è una situazione di grande sofferenza e di carenza e ci rimettono le lavoratrici e i lavoratori in primis, che hanno un sovraccarico e un carico forte, perché poi tutto quello che loro non riescono a fare chiaramente deve essere suddiviso sul personale che c'è e chiaramente comporta un notevole carico di lavoro. Orietta Totti, referente RSU dell'Ulster Euganea, una situazione che si sta portando avanti da troppo tempo. Sì, certo, infatti come diceva prima Marica c'è questa graduatoria, ancora ci sono più di 300 OS in graduatoria e questa andrebbe a scadere in piena estate. Questo è un grosso problema perché ci sono molte cessazioni e quindi noi abbiamo chiesto sia all'assessore Lanzarin di fare una proroga della graduatoria, ma anche all'Ulster Euganea di assumere, almeno anticipare le assunzioni. Questo perché non solo per il turnover, anche l'extra turnover, cioè noi ci sono state 290 assunzioni dal 2018 ad oggi. Voi capite, per tutte le figure professionali, un'azienda di 7.000 dipendenti è niente, appunto, non è nemmeno il turnover. Tenendo conto che fare un concorso costa, farlo scadere con più di 300 OS in graduatoria, secondo noi è veramente uno spreco di denaro, oltre che essere preoccupati proprio per le attività e il lavoro che dobbiamo svolgere quest'estate in virtù del piano ferie. Tra l'altro una situazione che riguarda sì tutto il comparto delle OS, ma riguarda anche tutto quello che riguarda medici, infermieri e quant'altro. Certo, infatti la crisi, la carenza di personale non riguarda assolutamente solo gli OS, ma riguarda anche gli infermieri, i medici, gli educatori, gli assistenti sociali, tutte le figure. Infatti noi anche su questo è da tempo che siamo mobilitati e continuiamo a chiedere alla Regione di intervenire, perché non possiamo più nasconderci dietro il tetto di spesa, no? Che non possiamo superare il tetto di spesa. Il Covid ha cambiato, ci ha cambiato molto, la situazione è molto molto diversa e teniamo conto che il personale sanitario, in particolare IOS, ha una media di 55 anni, quindi pensate voi coi turni e il lavoro che noi dobbiamo fare, mattina, pomeriggio, notte, pronto soccorso, sale operatorie, pensiamo che sia un'età abbastanza elevata, quindi devono tener conto di questa situazione, non siamo più in grado di lavorare come quando avevamo 20-30 anni. Cosa siete pronti a fare? Noi siamo pronti a rimanere in presidio, a continuare i nostri presidi non solo nei nostri territori ma anche davanti alla Regione Veneto, fin tanto che non riusciamo a portare a casa un risultato o che ci dia una risposta concreta, perché il CRITE ha autorizzato le 350 assunzioni, quindi noi chiediamo di dare seguito a questa autorizzazione e che le risorse devono essere trovate, non basta solo dire non sforate il tetto di spesa, la politica deve darsi da fare, deve mettersi d'accordo e devono trovare le risorse per implementare la parte del bilancio che è riservata alla sanità. Anche perché vogliamo ricordarlo, è una questione di sicurezza per lavoratori e lavoratrici, ma sicurezza anche per i pazienti. Assolutamente sì, la sicurezza è a 360 gradi, sia per le malattie di natura osteomuscolare ma anche lo stress da lavoro correlato. È un punto fondamentale e non vogliamo che le persone che già le lavoratrici sono già oberate vadano o incorrano in situazioni di insicurezza in un contesto sanitario o sociosanitario. Insomma, Lina, abbiamo sentito, sono pronte a dare battaglia, pronte a continuare con questa mobilitazione anche davanti alla Regione Veneto. Da Cittadella per il momento è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa, grazie ai tuoi ospiti naturalmente per questo collegamento. Prima di andare in pubblicità andiamo a vedere l'home page del Gazzettino, perché ci sono davvero molte agenzie e molte notizie che stanno arrivando sull'interrogatorio nell'ambito dell'inchiesta per corruzione relativa alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. L'ex AD Vincenzo Novari interrogato sta raccontando ai cronisti tutta una serie di dettagli mai presi
Palese tangenti, quindi respinge l'accusa di corruzione, i soldi erano miei, dice Novari, e riferendosi alle raccomandazioni che ha detto avere, le pressioni che ha ricevuto, il figlio di La Russa, nessuna pressione, ha risposto decisi io. E poi molti altri dettagli che stanno emergendo dopo queste 7 ore di interrogatorio in Procura a Milano per l'inchiesta sulla Olimpiadi Milano Cortina. Allora andiamo velocemente in pubblicità, poi torneremo con un ospite. Ritorniamo in diretta da studio, ben ritrovati, eccoci con l'ultima parte di questa nostra prima edizione. Tanta cronaca, lo avete sentito, tanti appuntamenti che si stanno svolgendo nel territorio. Io saluto e ringrazio, vedo in collegamento con noi Don Andrea Forest, che è direttore della Caritas di Vittorio Veneto. Buongiorno direttore e ben trovato. Buongiorno a tutti. Grazie Don Andrea di questo collegamento, perché è interessante quello che è avvenuto proprio a Vittorio Veneto in questi giorni, dove è stato firmato da diversi enti del terzo settore, tra cui appunto la Caritas, l'accordo di rete welfare di comunità, che è frutto, secondo la nota appunto che ci avete inviato voi stessi, di un percorso compiuto dall'omonimo tavolo che assume ora una forma istituzionale e permanente. Don Andrea, qual è l'obiettivo di questo progetto? L'obiettivo parte ancora dalla primavera del 2020, quando è stato avviato questo tavolo in modo informale con gli enti del terzo settore del vittoriese, quindi Vittorio Veneto e dintorni, con l'obiettivo di avere una politica comune, azioni comune rispetto a quelle che sono oggi delle fragilità del mondo sociale. In modo particolare ci siamo concentrati in questi 2 anni di lavoro sul problema abitativo e rispetto ad alcune categorie di fragilità: immigrati, persone anziane e disabili. Oggi questo cammino che è stato fatto anche con seri percorsi di approfondimento e con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali del Vittoriese è diventato un accordo di rete sottoscritto da 11 associazioni. La Caritas in qualche modo è stata quella che ha favorito questo cammino d'insieme, e queste 11 associazioni si sono impegnate a collaborare insieme. È interessante anche quello che è nato nel frattempo, e cioè che non ci sono soltanto dei progetti del tavolo, oggi divenuto accordo di rete per il welfare di comunità, ma sono nati in modo informale, grazie a questa possibilità di condividere idee e progetti, anche dei piccoli microprogetti tra l'una e l'altra associazione, che senza questo tavolo non avrebbero avuto occasione di essere attivati. Quindi un gruppo che contamina se stesso con le proprie idee, le mette in circolo e diventa anche una realtà innovativa, sia in sé come enti del terzo settore del Vittoriese, sia anche come risorsa di confronto e di collaborazione con le amministrazioni comunali. Ecco, per cui tante realtà. Don Andrea, lei ha citato gli immigrati come categoria. Sappiamo quello che è stato l'impegno grosso della diocesi di Vittorio Veneto negli anni della emergenza sbarchi, quando c'era da tamponare appunto l'accoglienza di tanti migranti che venivano inviati al nord, no, nei nostri territori. Come è progredito quel compito che voi vi siete assunti, non facile, anche di tentativo di integrazione poi, no, di inclusione nel territorio? Il fatto che appunto si parli di abitare, di comunità eccetera, e che si includano gli immigrati, mi fa pensare che ci sia un percorso che prosegue. Sì, preciso che appunto, come ho detto prima, non è soltanto un percorso riservato agli immigrati, però certamente questa è una delle realtà nella quale ci siamo spesi negli anni. Quelli che sono arrivati con le ondate di 4, 5, 6 anni fa ormai sono già dentro situazioni di integrazione, avendo trovato lavoro e anche avendo trovato una sistemazione abitativa, peraltro non facile da trovare, perché proprio la condizione di stranieri, magari africani o pakistani, li rende in una condizione di difficile possibilità dal punto di vista abitativo. Comunque un'integrazione c'è stata, e proprio questa integrazione è il tratto distintivo della Caritas diocesana, che cerca non soltanto di dare un tetto sopra la testa, ma soprattutto di fare in modo che questa presenza si integri dentro la realtà del territorio e sperabilmente anche dentro un tessuto di comunità, per cui non ci siano soltanto ghettizzazioni per appartenenze etniche, ma ci sia davvero una compenetrazione e una crescita culturale d'insieme. Non ci sono stati soltanto gli immigrati africani o pakistani, che tuttora comunque ci sono.
Ci sono anche state le realtà dell'accoglienza dei profughi ucraini, ricordiamo proprio nella primavera del 2022, 2 anni fa, e pur essendo molti di questi ritornati in patria, oggi ancora diversi di questi sono accolti dalla Caritas diocesana. E vorrei ricordare anche l'esperienza dei corridoi umanitari attivati grazie alla Caritas italiana. Abbiamo attualmente proprio qui a Vittorio Veneto l'accoglienza di 2 nuclei familiari con i corridoi umanitari provenienti dall'Afghanistan, che qui si stanno integrando, stanno imparando la lingua, stanno trovando lavoro e hanno potuto trovare anche una realtà che fosse un po' così protettiva rispetto a quella realtà invece da cui provenivano, in cui i diritti elementari erano loro negati. Intende, Don Andrea, con abitare inclusivo e collaborativo? In parte ha già accennato, però è una formula interessante, no? E appunto lei diceva non solo immigrati ma anche tante altre fasce di popolazione. Per esempio un altro obiettivo appunto come diceva e come leggiamo è contrastare la solitudine degli anziani. Questo è uno dei tratti distintivi della nostra società, proprio qui a Vittorio Veneto, la dimensione delle persone anziane che vivono nella solitudine, che magari non hanno parenti con cui poter interloquire o anche non hanno la possibilità di uscire di casa, sta nascendo proprio qui, proprio grazie anche a questo tavolo e alla collaborazione con le amministrazioni comunali, un progetto che partirà fra una settimana, progetto Shares, e prevede proprio la possibilità di accompagnare le persone anziane dentro processi di socializzazione e anche di abbattimento di quella che è la soglia di solitudine che oggi vivono in modo importante. Quindi si tratta di includere, cioè come dice il titolo stesso dell'accordo che è stato creato, un welfare di comunità, cioè rendere la comunità responsabile dell'integrazione anche di questi soggetti fragili. Penso sia un tratto distintivo oggi di una comunità che è matura, che è civile, prendersi cura anche e soprattutto delle sue fragilità, valorizzando quella rete di relazioni che rende la comunità tale, ed è proprio ciò che vorremmo avvenisse, no? Non soltanto sostituendoci e mettendo in piedi delle iniziative, ma essendo in qualche modo un catalizzatore che animi la comunità stessa a riattivarsi, magari anche dopo gli anni del Covid che ci hanno visti invece più isolati, a riattivarsi per attivare quei legami sociali che rendono la comunità appunto inclusiva e quindi vera, perché è fatta di persone che sono in relazione tra loro. Don Andrea, Vittorio Veneto è una realtà non piccola, non certo marginale, no? In una provincia per esempio come quella di Treviso, in una regione come la nostra, però sono ancora piccole cittadine che hanno delle dinamiche da paesi di una volta, quantomeno legami, che però si stanno sfaldando anche quelli, anche nei piccoli centri, no? Anche noi come cronisti sempre più spesso ci ritroviamo magari a parlare di persone ritrovate magari senza vita in casa dopo giorni e nessuno se n'era accorto. Quello è il segno naturalmente più eclatante di questa solitudine che c'è. E poi c'è anche l'invecchiamento, no? Di queste comunità. Questo vostro progetto va anche in questa direzione, immagino, no? Quello di contrastare proprio il tema di una comunità che si sfalda per l'invecchiamento che isola in qualche modo. Certo, ci sono diverse problematiche oggi che dobbiamo affrontare, c'è quella dell'invecchiamento e tra i comuni della provincia di Treviso Vittorio Veneto ha una media molto alta di età rispetto anche alla media generale della provincia, ma c'è anche l'incapacità di una comunità di generare, penso a tutto il problema del calo demografico e connesso a questo anche una comunità che vede in modo incerto il proprio futuro. Si tratta quindi non soltanto di attivare delle cose da fare insieme, ma di attivare in qualche modo un orizzonte di senso all'interno della comunità che possa dare speranza, fiducia, che possa aiutare a costruire il futuro, e sarà immancabile dentro questo una sinergia fondamentale con le amministrazioni comunali. Per esempio qui abbiamo anche dei motori produttivi nella zona di Vittorio Veneto, la zona industriale, anche l'economia, l'ambito dell'economia deve essere senz'altro coinvolto per pensare insieme il futuro di un territorio, dare prospettiva, offrire servizi, rendere capaci di far vivere in modo davvero umano questa comunità. Insomma, stiamo facendo, come ci siamo detti nel percorso di questi 2 anni di tavolo, degli esercizi di futuro, dove insieme con tutte le compagini sociali, terzo settore, amministrazione, mondo dell'impresa, vogliamo costruire un domani che abbia il sapore della fiducia e della speranza. Sono convinto che proprio questi elementi riusciranno anche a supportare quelle situazioni di fragilità, gli anziani, quanto non hanno la possibilità di interagire quotidianamente dentro questa rete sociale, di avere delle opportunità
che ci aiutano a far sperare bene non soltanto per loro ma per tutti. Quindi Don Andrea, nessuno si deve chiamare fuori, mi par di capire, così? Questa è proprio la ragione fondamentale di questo accordo di rete. Vorremmo proprio fosse un catalizzatore che fa nascere magari non soltanto dipendenti da noi, come ho detto prima, ma che anche altri potessero aggregarsi, prendere spunto o anche avere da noi qualche input per poter partire in modo autonomo. Attivare insomma una comunità a riscoprire la sua bellezza. Esatto, ma questa ultima domanda che le faccio, no? Lei dice promuovere l'idea di comunità, ma è un'idea di comunità diversa dal passato secondo lei, quella a cui ci si deve abituare in qualche modo, adeguare, ma anche appunto valorizzare? Beh, certamente siamo dentro un'evoluzione costante, dentro il nostro tempo, dentro la cultura che abitiamo, sicuramente ci sono anche forme di vita diverse, sicuramente si potrà pensare, magari proveniamo tutti da una storia in cui ognuno si è costruito la propria abitazione, che è frutto del proprio lavoro, frutto dei propri sacrifici, magari ci si dovrà aprire anche verso forme di co-housing o magari abitazioni intergenerazionali, persone più anziane che possono ospitare persone più giovani, magari diventando nuovamente attrattivi come polo di studio o di lavoro, parlo per Vittorio Veneto rispetto al suo territorio. Quindi la possibilità anche di pensare forme nuove di abitazione, per esempio, o anche forme di aggregazione sociale che siano fuori dai nostri schemi o che non abbiamo ancora pensato o immaginato, ma proprio questa capacità di creatività che nemmeno l'intelligenza artificiale può sostituire, perché siamo proprio creativi e questo è un tratto distintivo della nostra umanità. Questa creatività ci permetterà di trovare forme e soluzioni nuove che possano mettere insieme le risorse, quindi anche abbattere i costi e le spese per pensare un modello sociale che sia più adeguato ai tempi in cui viviamo. Mi viene da pensare, no, all'esempio degli anziani che accolgono in casa gli studenti a Padova per il caro affitti, no, alla fine. Esatto, proprio questo modello, qui siamo su un polo diverso, certamente non è Padova né per l'attrattiva universitaria né per quanto riguarda il mondo produttivo, però un modello che sia simile potrebbe anche ispirare anche il nostro lavoro qui. Anzi, una delle priorità che ci siamo dati è anche quella un po' di essere curiosi, cioè di visitare in giro altre realtà dove questo welfare di comunità è vissuto in modo davvero innovativo e che possa essere anche spunto per una positiva contaminazione nel nostro territorio. Grazie di questi spunti. Allora Don Andrea, grazie per questo collegamento e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci, allora grazie a Don Andrea Forest che è direttore della Caritas di Vittorio Veneto. In questi ultimi minuti torniamo sul tema del maltempo. Sappiamo che non ne siamo del tutto fuori, sono previste nuove precipitazioni purtroppo nelle prossime ore. Allora si continua a lavorare nelle province più colpite nelle scorse settimane, Padova e Vicenza. L'emergenza in provincia di Padova non è appunto terminata e comunque si guarda al meteo. Chiuse 3 piste ciclabili nell'Alta e nella Bassa, riaperto invece a Campo San Piero il ponte sul Muson. Non è ancora finita l'emergenza maltempo. Nel punto più critico a Campo San Piero il ponte sul Muson dei Sassi lungo la provinciale che collega il centro alla frazione di Rustica è stato riaperto. Via Guizza è percorribile anche se sull'argine crollato nella notte del 17 maggio. I lavori di consolidamento proseguiranno fino alla conclusione della posa delle parancole. Gli argini dei corsi d'acqua restano il tasto dolente delle piogge eccezionali di queste ultime settimane. Per questo, in via precauzionale, la provincia di Padova ha fatto scattare un'ordinanza di interruzione totale al transito lungo 3 ciclovie. Il percorso del Muson dei Sassi, 26 km di collegamento da Ponte Vigodarzere a Castelfranco Veneto, l'itinerario del Brenta nel tratto compreso tra Piazzola, Grantorto e Fontaniva e nella bassa padovana l'intero anello delle città murate, 70 km nel Montagnanese lungo il Frattagorzone e il Frassine. Le chiusure servono a permettere le operazioni di regimazione delle acque e ad agevolare la messa in sicurezza degli argini e dureranno fino al ritorno dei normali livelli dei corsi d'acqua. E dove c'è stata l'alluvione, parliamo del Vicentino, sono entrati in azione purtroppo, ve l'abbiamo già raccontato, gli sciacalli dopo Monte di Malo, segnalati anche a Castelnuovo d'Isola Vicentina, gli esondati costretti a questo punto a fare la guardia anche di notte ai beni salvati dal fango.
Hanno sentito di notte che erano dentro, che anche il giorno dopo che è successo anche, sì, e anche un altro che girano, e adesso stanno i primi giorni tutti i proprietari delle case non dormono neanche perché stavano giù a fare la guardia. Questa è la situazione anche a Castelnovo di Isola Vicentina. A partire dal giorno dopo l'esondazione dell'Orolo, tra i tanti volontari che si sono presentati ad aiutare i cittadini alluvionati, c'erano anche alcuni malintenzionati pronti a saccheggiare i cumuli dei beni appena salvati dai garage ed esposti necessariamente all'aperto. Per questo, qui a vigilare contro gli sciacalli, ora a turno vigilano le pattuglie di carabinieri e finanzieri. Il grave episodio ieri, capitato al sindaco di Monte di Malo, minacciato di morte dopo aver sorpreso i malintenzionati, ha destato molto scalpore. Qualcuno dovrebbe fare un po' di più, ecco, con questa gentaglia, perché veramente in situazioni del genere dover subire il fatto psicologico forse è ancora peggio che quello materiale di queste persone che ti intimidiscono, eccetera. Perciò solidarietà al sindaco. Purtroppo molte case non hanno più i basculanti, i garage sono aperti, quindi se non c'è una certa vigilanza purtroppo può succedere di tutto. Beh, è terribile sicuramente, ma non è sicuramente non fa parte delle persone di zona, ecco, sicuramente è qualcuno da fuori che se ne approfitta. Ad esempio, una volta è venuto uno che si proponeva di pulire con un'idropulitrice, però ho detto no, perché doveva venire l'acqua di cosa, aiutarmi, insomma. No, ma di sciacalli non so niente, ho solo sentito parlare, basta. Però, cosa ha sentito? Tutto ho sentito, dove si spariva roba, dove chi prendeva tutto, più chi vedeva, ecco. Hanno rubato le batterie delle macchine, sono state portate là dai garaggi alluvionate. Una notte hanno portato via le batterie, tutti gli ho smontato le macchine per prendere i pezzi di ricambio. Cosa dobbiamo farci a questa gente? Dove erano queste? Nel centro, non sa dove era il centro Morosini, i campi sportivi. Sono state portate tutte là perché c'era posto. Hanno svaligiato anche quelle. Già erano distrutte, hanno portato via quello che potevano portare via. Fin qui dunque Isola Vicentina, abbiamo detto, a Marostica si vive davvero queste giornate col fiato sospeso, e non solo i residenti delle frazioni colpite dalle frane, ma quelli dell'intero territorio comunale. Si temono piogge forti in queste prossime ore. Il sindaco è pronto a firmare un'ordinanza. Ore di forte preoccupazione a Crosara di Marostica, a nord del paese. L'attesa è tutta per il bollettino meteo che arriverà mercoledì alle 14:15. Se saranno confermate le previsioni di pioggia, il sindaco ha già deciso quale provvedimento firmerà subito. Darò disposizione che per la giornata di giovedì e di venerdì vengano chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Scuole chiuse dunque non solo a Crosara e San Luca di Marostica, le zone più colpite dalle frane dei giorni scorsi, con 20 persone che potrebbero essere evacuate, ma in tutto il territorio del comune. Perché non possiamo in questo momento garantire la sicurezza e la possibilità di intervenire in emergenza e prontamente, avendo registrato oltre 43 siti di frane. Non possiamo permetterci di avere pulmini scolastici e nemmeno avere un flusso aggiuntivo di persone che si muovono sul territorio comunale in caso i bollettini vengano confermati. Quanto ai pericoli per le persone, tecnici e protezione civile sono pronti a intervenire in loro aiuto. Abbiamo circa 20 persone a rischio sfollamento nel caso appunto il bollettino rendesse necessario. Ieri sera abbiamo fatto una riunione di frazione con le persone interessate. Infine i lavori che stanno procedendo, obiettivo tenere liberi i corsi d'acqua e sistemare del tutto le frane per non essere sempre in emergenza. L'intenzione è quella di mettere in sicurezza totalmente l'area anche per il futuro, per cui saranno degli investimenti decisamente importanti e che vedranno l'impegno di fatto dell'area di Crosara per molti mesi. Siamo proprio sul sito dell'ARPAV con regia, grazie se riusciamo a mostrare, perché questo è il bollettino emesso alle 13, visto quello che ci diceva il sindaco, e purtroppo le precipitazioni per domani, il pomeriggio e la mattina di venerdì, guardate questa è la mattina di venerdì nella nostra regione, sono consistenti come vedete. Allora,
Tra giovedì 30 e la sera di venerdì 31, tempo da instabile a perturbato, prevede l'ARPA, con fase più intensa venerdì. Saranno probabili dei rovesci e temporali anche intensi già nella giornata di giovedì, ma soprattutto venerdì, quando saranno più diffusi e i quantitativi di precipitazioni potranno risultare localmente anche abbondanti. Quindi vedremo quali saranno le decisioni, lo abbiamo sentito, del sindaco di Marostica. Andiamo col prossimo servizio a vedere proprio quello che è il riassunto della situazione di questa allerta a Marostica tra frane, rischio evacuazione e lavori di sistemazione dei corsi d'acqua. Quasi 50 frane in movimento e 20 abitanti a rischio evacuazione. Sono questi i numeri principali della situazione a Marostica, e le prossime ore saranno decisive, viste anche le previsioni di pioggia per giovedì e venerdì. A Crosara, a nord del centro, è stata allestita una piazzola di monitoraggio e pronto intervento in caso di pioggia abbondante. È stata montata una tenda per ospitare i volontari della Protezione Civile, una torre faro se l'emergenza dovesse scattare durante la notte e un ufficio mobile. Da venerdì scorso è iniziato da parte dei tecnici forestali il taglio delle piante e degli alberi che ostruiscono il flusso delle acque. Al più presto si entrerà nelle vallate con grandi escavatori per ripulire tutta la zona. Nel caso si rendesse necessario poi evacuare i circa 20 residenti, già informati delle procedure, verranno accompagnati dove c'è il Belvedere su Marostica, all'interno di una struttura di cemento armato allestita in queste ore con brandine e generi di prima necessità. Oltre alle 5 frane di Crosara, però, sul territorio comunale ce ne sono altre 45, la più importante in via Guizze a San Luca, con il cedimento della strada e il pericolo della rottura dell'acquedotto che lascerebbe senza acqua 1500 persone. Infine, in via Valeri, il fronte della frana è di 100 metri. Difficile anche far arrivare lì i mezzi pesanti per portare via il materiale e infatti si pensa agli elicotteri. Questa, lo avete sentito, la situazione, non rimane che stare a vedere il cielo cosa deciderà. Le previsioni, lo avete sentito, non sono buone. Prima di salutarci andiamo a vedere il servizio realizzato dalla nostra redazione di Venezia sull'asta per la chiesetta della Rana che si è aggiudicata un privato. Ora la speranza è che intervenga rispetto a questa chiesetta che si trova a Marghera la Soprintendenza ai Beni Architettonici. Con una base di partenza di 10.300 euro, l'asta per acquistare la chiesetta della Beata Vergine delle Grazie della Rana di via Fratelli Bandiera a Marghera se l'è aggiudicata un cittadino privato al momento sconosciuto per 40.300 euro. Le offerte al rialzo sono arrivate poco prima della chiusura della gara online, quadruplicando il prezzo di partenza. Tra i partecipanti c'era anche l'assessore comunale Boraso a titolo personale, che però si è fermato dopo una certa soglia. In caso l'avrebbe poi donata al comune. L'aggiudicazione però è ancora provvisoria, perché se la Soprintendenza ai Beni Architettonici deciderà di intervenire, potrebbe scattare il diritto di prelazione per acquistare l'edificio del 1500 con annessa officina. Dopodiché il comune, che nei mesi scorsi ha lavorato cercando di evitare la procedura all'asta, sarebbe pronto a intervenire, naturalmente al prezzo finale di 40.300 euro, per farsi carico della spesa, oltre che del restauro della chiesetta. Era l'ultimo servizio per questa nostra prima edizione. Ringrazio nuovamente Antonio Esposito e Renato Capoia in regia. Vi ricordo dopo di noi il documentario dedicato ai grandi architetti del Friuli Venezia Giulia con focus sulla famiglia Campazzo. Alle 14.30 il film L'età giovane, film belga del 2019 di Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne. È tutto dunque per questa edizione, io vi auguro un buon pomeriggio e vi rimando come sempre ai telegiornali di questa sera. Arrivederci.